prolungarsi la quarantena dei 175 migranti dell'ex Zanusso che non vogliono sottoporsi al tampone. L'ULSS: non possiamo obbligarli, ma se c'è qualcun altro che dovesse ammalarsi, la quarantena ricomincerà. Scelta inaccettabile non fare il tampone, gli upitergini sono arrabbiati per quanto accaduto all'ex Zanusso. Troppa promiscuità nelle caserme favorisce i contagi. Spritz e serate tra amici, nuovo giro di controlli in centro. I trevigiani hanno imparato la lezione, 5 sanzioni comminate contro le 69 dello scorso weekend. Colpo di scena ad una settimana dal voto, Movimento 5 Stelle pronto a presentare ricorso per l'esclusione dal nuovo Consiglio Forte del 3,3% delle preferenze del candidato Cappelletti. A 510 anni dall'apparizione della Vergine, oggi a Motta di Livenza celebrazione solenne con il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, il messaggio legato al difficile momento. 87% di differenziata, Treviso prima tra i comuni del nord per riciclo dei rifiuti, il capoluogo della Marca tra le prime 5 città d'Europa. Domitilla e Venceslao, anche Treviso ha i suoi Giulietta e Romeo. La storia di questo amore contrastato dalle due famiglie rivali raccontata da un altare della chiesa di San Nicolò. Buonasera e ancora buona domenica a tutti voi. Avete sentito, partiamo dai contagi di coronavirus, vi diamo i numeri della giornata per poi spostarci all'ex Zanusso di Oderzo, il focolaio del giorno. Allora andiamo subito a vedere con la nostra tabella quali sono i numeri della giornata. Ci sono 90 nuovi casi in tutto il Veneto nelle ultime 12 ore, altri 90 a partire da questa mattina alle 8, quindi sono 180 in tutto il Veneto i nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Nello specifico, per quanto riguarda Treviso, sono 31 i casi di positività riscontrati delle ultime 12 ore ed erano 26 quelli di questa mattina, quindi siamo in tutto a 57 nuovi casi delle ultime 24 ore. Abbiamo 875 persone attualmente positivi e 347 sono le persone decedute dall'inizio della pandemia solo nella Marca trevigiana. Le persone guarite invece sono 3.836. Questi sono i numeri della giornata, ma per raccontarvi del nuovo focolaio dobbiamo andare con le immagini all'ex Zanusso di Oderzo, dove ci sono 175 profughi in quarantena dalla giornata di ieri. Oggi abbiamo sentito il direttore generale dell'ULSS, Francesco Benazzi, che dice: se non hanno sintomi non possiamo obbligarli a fare il tampone, e così si rischia una quarantena sine die. Caserma blindata e presidiata dalle forze dell'ordine 24 ore su 24. All'ex Zanusso di Oderzo i 175 migranti che si sono rifiutati di fare il tampone dopo la scoperta di 5 ospiti positivi sono obbligati a restare in quarantena. Una decisione, quella di non volersi sottoporre al test, che rischia di prolungare, non si sa per quanto, l'isolamento dei migranti qualora nei prossimi giorni altri giovani dovessero ammalarsi. Gli ospiti si sono rifiutati, noi ovviamente non possiamo fare forzature, per cui si è deciso, in accordo col prefetto e col sindaco di Oderzo, di fare la quarantena che finirà il 5 di ottobre. Se durante il periodo ovviamente della quarantena dovesse ammalarsi qualcuno e quindi è obbligato a fare il tampone, la quarantena continuerà per ulteriori 14 giorni, quindi l'augurio che noi ci facciamo è che nessuno risulti più positivo oppure che le persone accettino di fare il tampone. Solo infatti in presenza di sintomi l'ULSS può obbligare ad effettuare il test. Se uno manifesta sintomi, finché è asintomatico, risulta difficile obbligare le persone, per cui ci comporteremo in accordo col gestore man mano che le situazioni possano crearsi. Dei 5 positivi intanto, uno è ricoverato all'ospedale di Vittorio Veneto, 4 sono in isolamento all'interno dell'ex Zanusso, dove è stata realizzata una tensostruttura pronta ad accogliere eventuali altri positivi. Nel frattempo l'ULSS sta contattando le aziende nelle quali i migranti hanno trovato occupazione, soprattutto per la vendemmia. Noi stiamo già facendo, praticamente contattando quei gestori dove le persone sono andate a lavorare, facendo i tamponi a queste persone, quindi la situazione, lo dico subito, non è un cluster importante, è sotto controllo. Allora, avete sentito che i controlli si sono spostati nelle aziende dove molti di questi migranti hanno trovato lavoro come braccianti. Noi abbiamo sentito la Coldiretti di Treviso.
La notizia dei 5 migranti positivi all'ex Zanusso arriva ormai al termine della stagione della vendemmia. Molti dei 175 ospiti ora in quarantena stavano lavorando in aziende agricole della zona, dove ora sono scattati i controlli. Non ho segnalazioni di aziende associate con diretti che abbiano avuto dei positivi. Noi siamo anche in stretto contatto con grosse cooperative che danno lavoro a centinaia di lavoratori stranieri, in particolare rumeni o anche marocchini. Però parlando anche con loro, fortunatamente gestendoli direttamente e avendo quasi un circuito chiuso anche nelle aziende, sono riusciti a tenere tutto sotto controllo. Una stagione complessa, quella del 2020, segnata da una carenza di manodopera straniera, soprattutto dai paesi dell'est, legata all'emergenza Covid. Il sistema messo in atto dall'azienda sanitaria per il controllo dei braccianti dall'estero ha dato buoni risultati, impedendo fino ad ora il verificarsi di focolai significativi in agricoltura. Per tutto il lavoro che ha fatto di prevenzione con i 300 di verifica che hanno fatto a Valdobbiadene, a Conegliano e appunto a Verzo, dove hanno monitorato tutti gli arrivi appunto dei paesi all'est. Questo è stato sicuramente un grosso vantaggio per le aziende che, ripeto, non mi risulta che abbiano avuto problemi particolari. Sicuramente qualche caso ci potrà anche essere, ma è stato subito isolato. Era una situazione prevedibile, servono più controlli, situazione fotocopia quella della caserma Serena a Treviso. Adesso sentiamo le parole degli Opitergini. I tamponi lo devono fare tutti quanti, quelli che si sono malati li devono fare tutti quanti. Le regole valgono per tutti, per un cittadino normale come per un cittadino acquisito, mettiamolo così. Devono rispettare le regole che abbiamo qui in Italia e confido nelle forze dell'ordine che facciano rispettare. La rabbia più o meno manifesta e palpabile ad Oderzo in una domenica mattina tipicamente autunnale. Quello che sta accadendo all'ex Zanusso, a pochi chilometri dalla città, è la situazione fotocopia di ciò che era capitato alla caserma Serena nemmeno un mese fa. Assembramento, contagio, quarantena, una bomba pronta ad esplodere. Non riescono a gestire questa cosa perché bisogna gestirla meglio. Se la gestisci e metti una montagna di persone dentro una caserma, cosa vuoi? Per forza succede qualcosa. È impossibile che una situazione del genere già successa a Treviso, anche qua, e non sanno gestire. Io sto contestando che ci siano delle persone che vivono in Italia che hanno diritti e doveri diversi gli uni dagli altri. Diritti ma anche doveri per chi ha ospitato sul territorio. Per gli Opitergini è inaccettabile che molti richiedenti asilo abbiano rifiutato di fare il tampone. Basta che vengano tenuti sotto controllo, insomma, che vengano fatte le procedure adeguate. Si comprendono le esigenze dei cittadini di sicurezza, però una soluzione anche per queste persone va trovata. Posso solo dire che non vorrei essere al posto degli amministratori. Penso che non cambierà niente di quello che è successo anche alla Serena, di conseguenza le cose passeranno, adesso staranno chiusi, probabilmente anche loro capiranno che non fare il tampone è una cosa idiota e conviene farlo subito, usciranno prima e la faremo passare così, come tante di quelle cose in Italia che poi passano in un niente alla fine, una fiammata e via. Per me non ne cambierà granché. Devono prendere posizioni veramente forti e capire che così non può andare avanti. E basta. Al di là del Covid, una situazione che riaccende i riflettori sui limiti di un sistema di accoglienza così come continua ad essere concepito e strutturato nel nostro paese. Bisogna aiutarli davvero, ma non sfruttarli, perché qui si stanno sfruttando praticamente questa gente, perché dietro, chi c'è dietro? Questo è il fatto. Chi guadagna soldi? Non loro. E loro sono sfruttati e basta. Tutto lì. Nuovo giro di controlli sulla Movida trevigiana, è andata bene questa volta, 5 anzi 6 sanzioni contro le 69 dello scorso weekend. Ieri sera diciamo che fortunatamente sono state molto meno le sanzioni rispetto a sabato scorso, solamente 5 sono state le persone sanzionate e solamente una venerdì sera, a fronte di 69 sanzioni che avevamo elevato la settimana scorsa. Quindi devo dire che sicuramente i trevigiani hanno risposto molto bene e quindi la situazione è ritornata sotto controllo. Una sera a Treviso tra cena e aperitivo, ma sempre rispettando le regole. La prima, quella di indossare la mascherina in maniera corretta, obbligatoriamente, anche se all'aperto, dalle 18 della sera. Questa volta è andata meglio dello scorso weekend, dove gli agenti della polizia locale avevano sorpreso e sanzionato almeno 69 trevigiani. Tra venerdì e sabato sera le sanzioni invece sono state soltanto 6.
le persone sanzionate andavano dai 18 ai 30 anni, quindi una fascia di età molto giovane. I controlli, ripeto, verranno fatti anche nelle prossime settimane perché ovviamente l'ordinanza è in vigore, però ripeto al bilancio che abbiamo fatto la settimana scorsa con 69 sanzioni, il fatto di averne fatte 6 nell'ultimo fine settimana, cioè tra venerdì e sabato, ci dimostra che Treviso ancora una volta ha capito l'importanza di rispettare le norme. Multe da 400 euro o 280 se pagate immediatamente. Attenzione, non basta indossare la mascherina, bisogna indossarla correttamente. Una sanzione è stata staccata venerdì sera in zona Piazza Indipendenza, mentre sabato sera 4 giovani sono stati sanzionati in zona Pescheria e 1 alla Loggia dei Cavalieri. I controlli proseguiranno quotidianamente, particolarmente intensificati durante il weekend. Guadagniamo in termini di salute e risparmiamo i soldi dal portafoglio. Sicuramente questa è l'indicazione che stiamo dando ormai da settimane. La cronaca: c'è stato un grave incidente a Pieve di Soligo nella notte tra sabato e domenica. Verso mezzanotte e mezza si sono scontrate 2 automobili, una Mini Cooper e una Suzuki Jimmy, con a bordo 2 persone. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il sinistro potrebbe essere dovuto ad un sorpasso azzardato da parte della Mini, che avrebbe così impattato contro l'altra automobile. La Mini è andata a scontrarsi contro un albero a bordo strada, mentre il Suzuki è capitombolato in un fossato. Sul posto i vigili del fuoco di Conegliano, che hanno estratto le 2 persone rimaste incastrate per poi trasportarle per accertamenti all'ospedale di Conegliano, dove fortunatamente non sono ricoverate in grave condizioni. E apriamo adesso una pagina politica. Colpo di scena pochi giorni dal voto. Forte del 3,3% delle preferenze ottenute da Enrico Cappelletti, candidato alla presidenza della Regione del Veneto, il Movimento 5 Stelle è pronto a presentare ricorso per ottenere almeno un seggio in Consiglio. Vediamo. Abbiamo visto che sono entrati in Consiglio regionale dei rappresentanti di liste che hanno raccolto l'1-1,5% a livello regionale. Il Movimento 5 Stelle ha raccolto il 3,3% e nonostante questo è tenuto fuori dal Consiglio regionale. Noi crediamo che l'intenzione dell'elettore fosse chiarissima, perché nel nostro caso non avevamo una coalizione, avevamo una unica lista che sosteneva ovviamente un candidato presidente che ha sottoscritto. Con il 3,3% di preferenze ottenute, i pentastellati sono fuori dal Consiglio regionale, ma c'è un però. L'incidente sostanzialmente che ha coinvolto il movimento nasce dal fatto che parte degli elettori hanno dato il loro voto a Enrico Cappelletti senza barrare la lista del movimento, portando così il candidato ad avere un risultato migliore rispetto a quello dell'unica lista che lo sostiene. E così, poiché la coalizione per passare vuole il 5% delle preferenze, i grillini sono rimasti fuori, avendo ottenuto come unica lista soltanto il 2,7%, non superando la soglia necessaria del 3%. I pentastellati però promettono battaglia, pronti ad arrivare anche al ricorso e richiedere una rivisitazione delle schede. Noi crediamo che ci possa essere da parte della Commissione una considerazione di quanto è successo e in particolar modo per il fatto che c'è una sola lista che ha sostenuto il sottoscritto. Qualora non si dovesse pervenire comunque a un riconoscimento del seggio in Consiglio regionale o dei 2 seggi sulla base del calcolo, è chiaro che l'unica strada che si presenta davanti è quella di fare ricorso. I primi di ottobre sarà formalizzata l'elezione dei consiglieri regionali e in quel momento il Movimento 5 Stelle si muoverà, se necessario, verso il ricorso. Il primo seggio in ballo potrebbe essere quello veneziano, con l'entrata in consiglio di Erika Baldin. Se non ci sarà il Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, non sarà un problema del Movimento 5 Stelle, ma sarà un problema diciamo per la democrazia e per la rappresentanza delle opposizioni che fanno veramente opposizione. Non avremmo una reale opposizione. Cambiamo decisamente argomento. A 510 anni dall'apparizione della Vergine a Motta di Livenza, questa mattina la celebrazione con il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano. Papa Francesco ce lo ricorderà, l'ha ricordato tante volte durante questo periodo, ma ce lo ricorderà anche prossimamente con la pubblicazione dell'enciclica Fratelli Tutti che firmerà ad Assisi il 3 ottobre prossimo, dove dice semplicemente: o ci salviamo tutti insieme
o nessuno si salverà. La pandemia ed il forte messaggio di fratellanza lanciato da Papa Francesco in questi mesi difficili, al centro dell'omelia del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato al Santuario di Motta di Livenza, a 510 anni dall'apparizione della Madonna dei Miracoli. Celebrazione condizionata dal Covid e trasmessa in diretta da Antenna 3, celebrazione che ha voluto essere un messaggio tangibile per rispondere al disagio, al senso di insicurezza, alla paura in questo periodo. Di qui l'appello del cardinale Parolin ai fedeli a rafforzare la propria fede anche a fronte di situazioni fuori ma anche dentro la Chiesa che possono metterla in dubbio. Anche per vicende che riguardano la Chiesa ci sono fedeli che si sentono turbati, ecco, fedeli che si sentono scossi. Io vorrei dire a questi fedeli: guardate, la Chiesa non è degli uomini, ecco, la Chiesa è di Dio ed Egli sa. Noi siamo dispiaciuti per tutto quello che può dare un'immagine diversa da questa, ma dobbiamo, ecco, ancorarci a queste che sono le certezze fondamentali, ecco, e sapere che il Signore ci guida, che il Signore per primo ha accettato anche che nella sua Chiesa ci siano scandali, ci siano peccati, ci siano debolezze. Già nel collegio apostolico questo successe, no? Se dovessimo, come dice qualcuno, se dovessimo fare una percentuale, 2 almeno su 12 hanno combinato qualche cosa che non andava. Quindi voglio dire, no, questo non è per banalizzare, per carità, non è per banalizzare. Ognuno di noi, il discorso di prima, ognuno di noi e soprattutto noi che abbiamo una responsabilità nella Chiesa, dobbiamo davvero essere veramente servi, fedeli e generosi fino in fondo, però ecco, non guardiamo a quello che capita di male nella Chiesa, guardiamo al tanto di bene che c'è. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Pochi secondi di pubblicità e poi ancora in diretta con tutte le notizie. Eccoci ancora, buonasera, ben ritrovati, ripartiamo dal carcere con la visita del sindacato regionale che chiede più sicurezza per l'incolumità di chi ci lavora. Maggiori garanzie per la sicurezza degli agenti, il grido levato dal sindacato della Polizia Penitenziaria regionale, oggi in visita al carcere di Treviso per verificare le condizioni in cui opera il personale. Lo stato dei lavori è fermo a qualche anno fa. Ci si trova ancora a constatare che 2 agenti lavorano su un piano chiuso con 75 detenuti in barba alle norme di sicurezza, che i luoghi di lavoro non sono salubri e che non vengono rispettate le norme principe sulla sorveglianza dinamica che prevedono il regime detentivo aperto, che implicherebbe maggior sicurezza per gli operatori laddove dovrebbero essere in più persone a lavorare. Espongono la loro bandiera e chiedono risposte adeguate, non tanto relative alla carenza di organico, seppur problema endemico delle carceri italiane messo in luce più volte dal sindacato, ma sull'organizzazione e gestione del lavoro. Riteniamo che l'organizzazione del lavoro è datata, ha necessità di nuove rivisitazioni, come ha la necessità di rivedere le postazioni di lavoro destinate al personale. Il regime aperto è uno dei problemi che gli istituti penitenziari di tutto il Paese soffrono. Criticità note e segnalate dal sindacato alla politica nazionale, criticità che l'emergenza sanitaria non ha fatto altro che acuire. Ora andiamo in centro a Treviso, arriveranno delle navette ecologiche per muoversi liberamente nel centro e dunque sostituire i grandi autobus inquinanti. L'obiettivo di fine mandato del sindaco Conte.
Ci stiamo lavorando perché uno dei nostri obiettivi è quello di avere una città sempre più ecologica, una città sempre più a misura d'uomo, e credo che siano maturi i tempi per spostare i grandi bus rumorosi e inquinanti dal centro storico e sostituirli con dei bus più piccoli, elettrici, meno rumorosi, che poi possono svolgere anche meglio il servizio di movimentazione delle persone all'interno del centro storico. Ovviamente su questo progetto, sul quale io punto tantissimo e ci credo e voglio vederlo in opera entro la fine del mandato, stiamo dialogando in modo assolutamente positivo con MOM e col presidente Giacomo Colladon, che ringrazio, perché credo che sia la vera rivoluzione del trasporto pubblico a Treviso. Ora parliamo del primato green della città di Treviso, prima tra i comuni del nord per il riciclo di rifiuti, con una raccolta differenziata che arriva, pensate, all'87%. Siamo il comune capoluogo per il riciclo in Italia, abbiamo superato anche le performance dell'anno scorso, siamo all'87% e questo ci rende molto orgogliosi. C'è da dire che stiamo valutando perché sembra che siamo tra le prime città d'Europa in termini di raccolta differenziata. Questo ci rende sicuramente molto orgogliosi, ma soprattutto un grazie ai cittadini che fanno sempre lo sforzo per tenere queste performance. Treviso, capitale del riciclo, incoronata più volte da enti diversi per un primato che la rende green e attenta al territorio per le pratiche di sostenibilità. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, arriva all'87%, piazzandosi al primo posto nella classifica stilata tra 38 città di 9 regioni del nord Italia. Veneto, Trentino e Lombardia hanno tassi di riciclo maggiori e hanno raggiunto e superato l'obiettivo europeo 2025, indietro la Liguria. A dirlo il rapporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che incorona Treviso davanti a Pordenone, Mantova, Belluno e Trento, che superano comunque l'80%. Numeri che hanno ancora lievi margini di miglioramento. Non potremo salire oltre l'88-89%, però pian piano ci stiamo attrezzando, dando servizi specialmente alle attività produttive che possono differenziare sempre di più. Premio Parise 2020, stasera la consegna al Teatro del Monaco di Treviso, un riconoscimento speciale all'informazione veneta sul Covid-19. Il Covid e il ruolo dell'informazione al tempo della pandemia. L'edizione 2020 del Premio Parise per il reportage ha voluto rivisitare lo schema originario con un percorso coerente alla drammaticità degli eventi, assegnando uno speciale premio agli operatori dell'informazione del mondo sanitario per il ruolo fondamentale svolto durante la pandemia. E quest'anno si è deciso di premiare due realtà che possiamo definire i pilastri di questo periodo di pandemia: l'informazione libera, corretta, puntuale, e tutto il sistema sanitario che ha retto molto bene, anzi ha dimostrato di essere un sistema di eccellenza. La quarta edizione del premio per il reportage, promosso dai comuni di Salgareda, Ponte di Piave e Treviso e dalla Regione Veneto, è stato assegnato ad Alessio Lasta, giornalista di Piazza Pulita, che ha raccontato nei giorni più drammatici dell'epidemia quanto avveniva nelle terapie intensive. Il lavoro del giornalista non è quello di rassicurare, ma è quello di mostrare come stanno davvero le cose. Possiamo combattere le fake news anche sul tema del Covid, possiamo avere un'autorevolezza di fronte a chi ci guarda e a chi ci legge solo se recuperiamo questo spirito, solo se andiamo sul campo, solo se ci mettiamo di fronte alle storie che raccontiamo, senza schemi mentali, senza preclusioni ideologiche, ma raccontando davvero a chi ci guarda e a chi sta a casa e vuole capire, e in questo il giornalismo ha una grande importanza, come stanno davvero le cose. Una targa è stata consegnata all'Ordine dei giornalisti del Veneto per l'azione capillare di informazione svolta dai media regionali, un'altra al direttore generale dell'ULSS 2 per lo straordinario impegno di tutto il personale medico e paramedico operante negli ospedali della Marca. Ed anche a Treviso sono scesi in pista i militari dell'esercito con squadre da 12 atleti ciascuna che si sono alternati nella corsa per un'ora intorno a percorsi ad anello. Oltre ai militari hanno aderito all'iniziativa anche alcuni noti campioni, sia dello sport che personaggi dello spettacolo. A Treviso il cantante musicista Red Canziano, una staffetta corsa in tutta Italia per far conoscere la realtà della città della Speranza. 17 le città ospitanti, 28 squadre coinvolte, 336 militari in versione
versione runner per 12 ore ininterrotte di corsa. La sinergia dei comandi indipendenti delle forze operative terrestri di supporto dell'esercito italiano con sede a Verona è stata dunque così più forte del maltempo, e tutti i chilometri percorsi sono diventati donazioni a favore della città della Speranza, nello specifico dunque per la ricerca pediatrica. E siamo alla consueta rubrica della domenica dedicata ai segni della nostra storia. Questa sera andiamo nel Tempio di San Nicolò con il professor Fassetta e vi raccontiamo la storia di un altare dedicato all'amore. L'altare che vedete alle mie spalle è l'altare del Cristo risorto che è presente nella chiesa monumentale di San Nicolò. È un altare che ha una storia particolarissima, è l'altare che documenta un amore non vissuto da un certo punto di vista e vissuto eternamente da un secondo punto di vista. Esse Verona, grazie al dramma teatrale di Shakespeare, alla leggenda di Giulietta e Romeo, Treviso invece ha la storia vera di Domitilla e Venceslao. E il copione nel teatro come nella vita è sempre lo stesso, due giovani innamorati ma due famiglie rivali. E se Lungo l'Adige nell'ispirazione scenica sono i Montecchi e i Capuleti, a Treviso più concretamente sono le famiglie dei da Pola e dei da Brescia o Bressa. Nel 1400, a metà del 1400, Venceslao da Bressa, o meglio Venceslao Bichignolo, chiese la mano della contessina Domitilla da Pola. Il conte da Pola non ammise che la figlia potesse uscire dal palazzo di famiglia per andare nella casa dei Bressa, che erano considerati di livello sociale inferiore. E avendo negato questa mano a Venceslao, la figlia mantenne l'idea di essere fedele al suo amato, si ritirò nel convento delle Clarisse. O suo o di nessun altro pare abbia detto la giovane al padre che le negava l'amore con il giovane della casata rivale, perché va ricordato che i da Pola e i da Brescia rivaleggiavano per bellezza e sontuosità dei palazzi. I da Pola ancora oggi e più sommessamente rappresentati nell'ex palazzo della Banca d'Italia, i da Brescia ben più sbiaditi nelle fondamenta rilevate ancora oggi nascoste nel sottosuolo di Piazza Vittoria. Ma l'amore è una forza meravigliosa che non ha confini di spazio né di tempo, così seppur monaca Domitilla seppe essere comunque compagna di vita del suo Venceslao. Venceslao non rinunciò al suo amore nei confronti di Domitilla, appoggiò sistematicamente e sostenne sistematicamente il convento delle Clarisse, all'epoca praticamente in località Il Chiodo, e addirittura comperò in anticipo quel terreno che poi divenne la chiesa e il convento di Santa Chiara, vicino diciamo alla chiesa di Santa Caterina. Per intenderci tutta l'area dove oggi c'è il liceo artistico, e che non fosse solo un amore a distanza lo riportano diverse cronache, con quel cancelletto aperto appositamente la sera perché qualcuno attraverso il brolo potesse raggiungere una celletta diversa dalle altre del convento, se non altro perché il giaciglio era a due piazze. Un amore così grande avrebbe cantato secoli più tardi Mario del Monaco, che sfidò anche la morte con Venceslao che volle un altare dentro al convento. Un altare nel quale però ci fosse il posto per la salma sua nel momento in cui fosse morto, perché voleva restare vicino a Domitilla. Ma anche qui il destino si accanì sui due amanti. Nel momento in cui Napoleone eliminò praticamente le congregazioni religiose, quell'altare lì venne spostato qua. Ed è questa parte inferiore dell'altare del Cristo risorto, dove non credo proprio ci sia dentro Venceslao, e quindi diciamo che tutto sommato sono stati un po' sfortunati perché Domitilla è rimasta a Santa Chiara, nella fossa comune delle francescane, e lui non si sa, quasi quasi ci si augura che sia finito nella stessa fossa anche lui, nel momento in cui hanno spostato l'altare. Una storia trevigiana riscoperta dall'indimenticato professor Giorgio Renucci, che peraltro ci ha lasciato anche un lieto fine legato all'altare dell'Usignolo, simbolo dei Bressa, perché seppur dopo generazioni, come direbbe il poeta, l'amor contrastato, il tempo alla fine ha coronato. La cosa strana è che è stato realizzato da un Bressa sposato a una da Pola alla fine del Cinquecento.
In chiusura gli aggiornamenti sul maltempo. La Marca di fatto è stata risparmiata dal maltempo di oggi, che invece ha imperversato nel veneziano a partire dalle trombe marine che si sono verificate. L'immagine che vedete è di una tromba marina ripresa proprio a Caorle. Disagi al Lido con forti piogge, grandinati record a Chioggia e Sottomarina. Visti i fenomeni meteorologici, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha prolungato l'allerta per il maltempo, quindi l'allerta meteo fino a tutta la giornata di domani. Andiamo allora a vedere insieme le previsioni del tempo come chiusura di questa edizione del nostro notiziario. E grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana con tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio, ma diamo uno sguardo più approfondito alla previsione di lunedì 28 settembre. Sul Veneto migliora la situazione meteorologica, sarà decisamente soleggiato, salvo per una residua variabilità al mattino con qualche isolato piovasco. A seguire cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio si fermerà sui 20 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la grafica ci mostra un contesto di variabilità. Infatti la giornata trascorrerà ancora con qualche rovescio, andrà meglio entro sera. Temperature minime fino a 12 gradi, massime invece fino a 18 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, in generale bel tempo con più sole su tutti i settori, salvo per qualche occasionale temporale sulle zone di confine. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime fino a 19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.